Una decina di incidenti in un paio d'anni è il record poco lusinghiero dell'incrocio tra le strade provinciali 55 e 66, dove i comuni di San Donà e Noventa di Piave confinano con la provincia di Treviso. Ora c'è anche un esposto in procura presentato dall'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, dove si segnalano alcuni problemi come la mancanza di guardrail e una rete di cantiere arancione che potrebbe togliere visibilità agli automobilisti. L'incrocio è già da tempo sotto i riflettori, come conferma Romina Ceccato dell'associazione Alba Luci sulla Buona Strada. Eravamo al telefono con il vice sindaco Silvia Susanna della città metropolitana, la quale logicamente io non sono un tecnico e non posso giudicare se questo è a posto o non è a posto, però lei stessa ci ha assicurato, ma io sono sempre in contatto con lei, che stanno monitorando tutti i giorni questa situazione. Io sono d'accordo, come dicevamo prima, di mettere un guardrail fisso, di sistemare delle cose, però manca l'educazione e il rispetto di limitare quello che prevede la strada. Se la strada ti prevede i 50, posso capire puoi andare a 60, ma non puoi andare a 80. Bastano in effetti pochi minuti di permanenza lungo la strada per avvalorare entrambe le tesi. Da un lato c'è l'assenza di protezioni e anche aggiungiamo di segnaletica orizzontale, non è visibile una striscia di demarcazione delle corsie. Dall'altro però la velocità tenuta mediamente da auto e camion appare più elevata del limite, così come abbiamo assistito a diversi sorpassi in una strada peraltro piuttosto stretta. Temi che ora evidentemente dovranno essere approfonditi anche in procura. Io penso che qui il problema sia anche il fattore economico. Chiedo di nuovo al ministro Salvini, quei soldi sono stati messi sul ponte di Messina. Abbiamo capito che c'è stato delle problematiche nella Corte dei Conti, quindi siamo bloccati, non possono essere più toccati. E in quel momento magari qua non potevano servire questi soldi? E qui lascio un punto di domanda e lascio a chi è di competenza darmi una risposta.